L'Albania degli anni 20 e 30 per gli italiani che andavano nel paese per motivi economici, per motivi politici, appariva un paese molto arretrato. Il diplomatico Pietro Quaroni diceva paese da anno 1000, un paese da medioevo. Era un paese molto arretrato, in cui non c'erano città moderne, c'era un po' di borghesia soltanto a Scutari e a Corcia. La stessa Tirana era una borgata musulmana di 10.000 abitanti negli anni 20. La gente vestiva in maniera orientale, ottomana, non seguiva certamente le mode occidentali. L'idea che avevano gli italiani comunque era di un mondo ottomano, un Oriente sotto casa, un bazar sotto casa, e i bazar esistevano. Era un mondo ottomano in cui lavoravano le donne nei campi, e gli uomini al massimo facevano i pastori. Gli usi erano quelli dell'impero ottomano ancora. In generale era un mondo molto arretrato che viveva fuori dal tempo. Shqipëria e kohës karakterizohej nga rrëzimet e njëpasnjëshme të qeverive, marrëdhëniet ekonomike të tipit mesjetar dhe burokracia orientale, mungesa e industrisë dhe taksat e larta, zhvillimi i papërfillshëm i zejtarisë dhe tregtisë, analfabetismi, rrushfetja dhe korrupsioni dhe para së gjithash mungesa e stabilitetit politik, se linin vendin të merrte frymë. Anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, pranë dijes i panzën, lakurigj dhe i dregosur, trup e shpirt i sakatosur.